Bene, questa mattina siamo dal presidente Gebis Gianni Boscolo-Moretto, al quale chiediamo, ieri c'è stato appunto un comunicato dell'amministrazione comunale che parla di questa modifica, questo piano dell'arenile che è stato adottato in giunta ed era un provvedimento che si aspettava da tempo, so, gli operatori lo aspettavano, so che era iniziato ancora, aveva un lungo percorso questo provvedimento e insomma vorremmo sapere appunto da un rappresentante degli operatori cosa ne pensi, insomma ci dai qualche input. Sì, tanto grazie Andrea per l'opportunità. Sì, è stata approvata dalla Giunta la variante al piano dell'arenile, quale dà la possibilità sicuramente ad alcuni aggiustamenti tecnici, anche urbanistici, che si trovavano in certe situazioni dei nostri concessionari. Faccio un esempio, quello più esplicativo, che è la possibilità di posizionare dei servizi igienici anche per i portatori di handicap, soprattutto in prossimità anche su aree che prima non si poteva mettere, e quindi questo qua rende agevole e anche piacevole e utilizzabile il nostro litorale. Sempre stato sensibili in questo tema, e quindi credo che questa variante qua vada incontro anche a quelle che sono delle esigenze che ancora dal 2018 erano partite, magari che questa amministrazione, questa giunta ha approvato in questi giorni. Quindi positiva l'iniziativa, vicini, devo dire, l'assessore Al Demanio è sempre stata vicina a quelle che sono state le nostre intenzioni. Sarà discussa ancora precedentemente con l'assessore Massimiliano Tiozzo, che ha fatto un paio di commissioni e ha sostenuto questo tipo di variante. Siamo arrivati alla fase conclusiva, quindi positivo, è un percorso che andava fatto. Adesso siamo anche in prossimità della scadenza del piano dell'arenile, quindi ci sarà anche un nuovo piano dell'arenile che andrà recepito secondo quelli che possono essere i nuovi standard che in questi momenti, in questi giorni stiamo vivendo con le altre località, quindi Jesolo, che magari sta facendo queste iniziative importanti a sostegno del settore balneare, e quindi sicuramente questo adeguamento anche sul nuovo piano dell'arenile andrà in questo senso, quindi a rafforzare, a migliorare l'inclusività, l'accessibilità e la sostenibilità delle nostre spiagge. Sappiamo che tra l'altro il litorale di Sottomarina e Gioia Verde è sempre stato molto attento al discorso dell'inclusività, sono stati fatti tanti investimenti, tantissimi stabilimenti sono attrezzati. So che abbiamo fatto un giro l'anno scorso, c'era stata una sorta di polemica, non lo voglio neanche citare, ma abbiamo fatto un giro e abbiamo visto che tutti gli stabilimenti hanno le carrozzine, quelle con le ruote quelle larghe, la possibilità di stendere, quindi, ma poi ci sono anche tante altre cose. Tutti gli stabilimenti mi sembra che siano particolarmente attenti, molto più che altri stabilimenti del Veneto. Sì, diciamo la nostra località è stata un po' precursore, ha avuto dei riconoscimenti anche a livello regionale, a livello dell'ALSE e dell'USL regionale, quindi sull'inclusività delle nostre spiagge. Abbiamo incontrato come associazione, assieme a Cisa Camping, un gruppo di famiglie, quali portavano in evidenza quelle che potevano essere ancora delle soluzioni da migliorare l'inclusività che è già presente. Abbiamo preso atto di quelle che erano le loro richieste. Adesso stiamo cercando, assieme anche con l'assessore di riferimento, con l'ASL e le associazioni, di trovare delle soluzioni che possano andare incontro e a migliorare una situazione che ritengo già buona per quanto riguarda le nostre spiagge, i nostri concessionari. Non ci si ferma mai. Quello fermarsi diciamo è un termine che a noi non ci appartiene. Buttiamo sempre il cuore oltre l'ostacolo, anche in mezzo a mille difficoltà che con la Bolkestein, con il rinnovo delle concessioni stiamo vivendo, ma comunque diciamo che il toccasana basta un raggio di sole bello intenso e una temperatura calda che a tutti viene voglia di andare in spiaggia, agli operatori di lavorare, di mettersi a servizio, e quindi di offrire anche a tutte le attività ricettive del nostro territorio, di dare il supporto, ecco, della nostra balneazione attrezzata, che credo sia dei livelli molto, molto alti.
Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.